Vento, pioggia e neve anche a bassa quota nei fondovalle. Il maltempo sferza ancora una volta il Vicentino. Protezione Civile in allerta, pronta ad intervenire se la situazione dovesse ulteriormente peggiorare. A Vicenza già nelle ore scorse si è lavorato per mettere in sicurezza caditoie e sono state attivate a titolo precauzionale tutte le paratoie in tutta la città. Un monitoraggio della situazione iniziato già dalla mattinata scorsa e continuato durante la notte che perdurerà anche nelle prossime ore. È una situazione molto delicata perché siamo a cavallo tra le precipitazioni e il limite della neve che non sappiamo al momento, per fortuna è ancora basso, però è previsto un innalzamento. Ciò comporterebbe più a bassa quota, con l'alzarsi delle temperature, la pioggia, lo scioglimento della neve che si riverserebbe sui fiumi ingrossandoli con rischi di tenuta del sistema idrogeologico. Già sui camion pronti all'uso i sacchi di sabbia, nel pomeriggio il comune ha attivato il COC in forma ristretta per monitorare la situazione. Zone arancioni anche per l'Ovest Vicentino, tra Schio, Arpugnano e Cogolo del Cengio, dove nella notte i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per qualche prosciugamento di cantine e garage. Anche qui protezione civile in allerta. A Schio sono già stati posizionati sacchi di sabbia nelle aree critiche, mentre nelle zone collinari si teme qualche eventuale smottamento o movimento franoso.